amici bellini, ci siamo calmati, vi siete calmati perché voi vi siete svegliati al mattino, è un mercoledì pazzesco, io invece sono ancora di notte, quindi a me è ancora il giorno prima, quindi invece di dire cose a caso e di sfoghi che oramai fanno parte tutti, analizziamo. Ci tengo moltissimo a questo video, cercherò di tenerlo il più breve possibile per farlo arrivare a più persone possibili, però non lo so, perché è inevitabile, voglio dire talmente di quelle cose. Vincenzo De Cataldis, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i miei eroi che decidono di iscriversi al canale in questi momenti tragicomici, perché sono tragicomici ed è un fallimento totale, mettiamo le cose in chiaro, perché brutte figure da campioni d'Italia. Lasciate il like a proposito, un like di grande entusiasmo. Il like è perché raggiunto il fondo si può solo risalire, si dice. Si può pure scavare. Mica hai torto, ma ci arriveremo. Non voglio dire, dico alla fine le mie considerazioni e ci tengo moltissimo perché voglio sgombrare il campo, che a me, io non sono il cugino di Garzia e non sono il nipote di De Laurentiis, non sono il figlio di Mazzarri né il papà di Zanoli, quindi le mie considerazioni non vanno ad attaccare nessuno né a difendere nessuno, è un sentimento che provo in generale e riguarda il Napoli, non riguarda le singole persone che adesso andremo a commentare, ma facciamo parlare il campo, perché con il campo è un po' meglio. Le sensazioni le dobbiamo mettere da parte, perché le sensazioni forti le abbiamo avute tutti ieri e non c'è dubbio. Io poi, finito di suonare, torno a casa, metto a letto la bambina e addirittura mi riguardo il secondo tempo per intero, perché via cellulare, in macchina, non è possibile. Lo riguardo senza quella paura, il patè del risultato e cerco di capire se i ragazzi effettivamente almeno la volevano giocare la partita, perché queste sono partite che si perdono così il giorno prima, non si perdono in campo, e il giorno prima è come la prepari questa partita, ma ci arriviamo. Ovviamente si deve discutere sulla scelta di mettere tutti i panchinari, compreso Dem, perché tu puoi fare e devi fare ovviamente un turnover, però come vi dicevo nel titolo di qualche giorno fa, turnover ragionato, senza esagerare, perché scompagini tutto e i ragazzi non sanno nemmeno chi hanno di fianco. Qui Gollini, già dal primissimo minuto ci prendiamo delle belle responsabilità, dei bei rischi, il famoso fazzoletto di Fazzetta, che è tornato con Dem, che se le prende i rischi di venire a prendersi il pallone fino dentro l'aria e poi dovendolo smistare di prima o ridandolo a Gollini in questo caso. Gollini poi spazzerà, perdiamo il possesso e arriva il primo tiro di Khedira che finisce fuori. Ma io devo esaltare almeno in parte la partita di Dem, è un ragazzo che, a parte forse io sono affezionato perché Diego, perché lascia la sua squadra per venire in un Napoli che era già disastrato, perché quando arriva Dem sistemiamo un centrocampo che non funzionava proprio e in un'annata disastrata, la ricordiamo, Ancelotti Gattuso, Dem diede una nuova vita a un Napoli che non si poteva proprio guardare. Dem e Lobotka, e ricordo tanti anni fa io vi dissi: quando devi fare la partita un po' più difensiva metti Dem che fa più fase difensiva, quando devi attaccare Lobotka ha anche il lancio lungo. Ed era un'analisi anche superficiale dell'epoca, perché poi abbiamo visto che Lobotka fa anche tanta fase difensiva e sappiamo, perché lo faceva già, che Dem si inserisce da centrale, Dem è molto dinamico, infatti in questo caso arriva fino qui e serve un pallone d'oro per Lindstrom che controlla, va avanti. Purtroppo Lindstrom ha questa cosa che vuole entrare un po' in porta con il pallone, non passa subito, ci mette un po' troppo tempo e in questo caso poi la sparerà addosso al portiere. Parata abbastanza facile, questa prima occasione per il Napoli non male. Dopodiché qui, questo è quello che vi dico, cioè il temporeggiare un po' troppo con la palla
e non riuscire nella cosa più semplice coi tempi giusti, perché il passaggio semplice se devi fare con i tempi giusti. Qua il passaggio per Simeone è proprio letto, è questione veramente di dettagli, di microsecondi. Fai un mezzo passo in più, Okoli riesce a intercettare il passaggio che è un po' lento e un po' all'indietro, invece di andare il passaggio che va magari così rasoterra, il passaggio verrà intercettato da Okoli. Simeone stava facendo la corsa giusta, però questa era 1-0 proprio facile. E sui voti forse non saremo d'accordo a fine video, perché li guardo e immagino che forse debbano essere anche più bassi, però ci arrivo, poi ve li spiego per bene. E qua Raspadori ha un'occasione, in questo caso il suo sinistro finisce sul palo, ce l'aggiungiamo un po' di sfortuna e parliamo anche della cosa arbitrale, però l'analisi deve essere più ampia, perché altrimenti non ne usciamo più se risolviamo tutti con però il VAR non doveva intervenire, e quando perdi 0-4 c'è qualcosa di più, e loro ci affossano. L'ho detto a inizio dicembre, loro ci affosseranno, attenzione agli arbitraggi. Noi ci facciamo attenzione, ma continueranno ad affossarci. Questo è il fattaccio incriminato. C'è una bella corsa di Zanoli, mi piace sottolinearla, perché con generosità mette un po' in apprensione Okoli e a occhi chiusi cerca di fare il retropassaggio al portiere, ma è bravissimo Simeone a capire tutto ed accelerare la corsa e ad andare ad intercettare il passaggio, che è un po' impreciso. Ne abbiamo visto uno fatto simile da Marusic per Lautaro, questa poteva essere una situazione simile, ne vedremo un altro simile da parte di Di Lorenzo in quel caso Simeone è anche freddo, perché arriva davanti al portiere, lo scarta e appoggia il rete, ma purtroppo decidono di accendere un VAR che onestamente poi magari il giorno dopo escono sempre nuove regole, nuovi protocolli, ma io ho sempre saputo, ne parlavamo con gli amici abbonati, che se c'è un errore ci poteva. Vi ricordate l'errore con la Salernitana, che c'era quel fuorigioco di Olivera? Ma non può intervenire il VAR, perché siamo in un'altra azione e se la tocca Okoli è un'altra azione e tu non puoi andare indietro a cercare qualcosa, perché l'azione viziata dal fallo di mano di Lindstrom che c'è è finita. Okoli ha preso il pallone, poi è Okoli che la dà a Simeone, ma non sono fatti miei, non sono fatti nostri e non sono fatti del VAR. Diciamolo chiaramente, perché è una vergogna quello che stiamo vedendo. Pare che lo stiano facendo apposta per renderci il VAR antipatico e far dire a qualcuno è meglio quando non c'era. Non è vero, è la morte del calcio se torniamo indietro, non è vero. E quindi teniamoci il gol di Pulisic con lo stop di Bicipite che stoppa e segna, e togliamo il gol di Simeone, perché dopo Lindstrom, poi dopo arriva Okoli, fate come volete voi. E qui a fine primo tempo, occasione per Raspadori. Ci trovo una cosa positiva in questa partita. Forse il Napoli sta cominciando ad aggiustare un pochino i calci di punizione, i calci piazzati, perché occasione importante per Raspadori, in questo caso aggira la barriera ma viene parato. Nel secondo tempo Mario Rui colpisce il palo sul calcio di punizione. Nella partita precedente il calcio di punizione di Politano, il colpo di testa di Rachmani sul palo. Insomma, forse stiamo migliorando su queste cose, non riusciamo a fare gol più alla sua azione e sta diventando sempre più raro. Servono dei regalini. Quando non arriva il regalino, Napoli non funziona, in qualche modo non funziona. Titolare, riserve, non funzioniamo più. Veramente mi piange il cuore vedere questa scena. Bazzarri poi dopo in conferenza ci dirà che avevano concordato questa cosa. Onestamente Demme stava bene, Demme stava correndo, Demme stava facendo il suo lavoro, non mi sembrava assolutamente quello da togliere. Mi è sembrato nel primo tempo non benissimo Raspadori, non mi è piaciuto assolutamente Cajuste, lo stesso Lindstrom. Si poteva intervenire, se tu avevi intenzione di mettere i titolari per vincere la partita, da qualche altra parte. Demme onestamente professionista che non ha detto messo fuori rosa, si è continuato ad allenare, lo abbiamo visto in tutte le foto degli allenamenti, sempre lì, il sorriso quando c'è da sorridere, concentrato quando c'è da essere concentrato, e Mazzarri qua lo mortifica con questa sostituzione perché stava bene. E quest'altra scena che in altri tempi sarebbe stata una scena bella, romantica, il capitano che dà la fascia di capitano a Gaetano, è napoletano, tutto ma proprio lì noi l'abbiamo preso, perché quando già inserisci Demme che è un giocatore fuori rosa e ne cambi 9, già hai dato evidentemente il segnale che questa partita non è importante
per te allenatore, non è importante per la società, perché l'allenatore è lo specchio della società, quello che ti chiede la società, l'allenatore comunica nello spogliatoio. Ecco perché vi dico che questa partita l'hai persa 2 giorni prima senza fare la conferenza, perché oramai è un'abitudine che abbiamo preso male, malissimo. E anche questo gesto che dovrebbe essere romantico e bello: entra il capitano, fa il capitano, non è che vabbè questa partita diventa un amichevole, la dai a Gaetano, sei tu il capitano, prenditi la responsabilità, sei tu che devi parlare con l'arbitro se succede qualcosa, stai entrando per risolvere una situazione. Purtroppo con il senno di poi anche questa cosa qua da parte di Lorenzo non mi è piaciuta, perché quando poi i panchinari, cioè i titolari, sono in panchina è difficile accenderli e dice ok, adesso entrate a 1000, siete subito pronti per fare la partita e per risolvere. Era gente che era in vacanza, i titolarissimi che erano in panchina, e si vedrà da altre cose, perché Mazzarri che dice oh ti muovi, lo dice un paio di volte ad Osimhen, a Kvara di essere pronti per entrare, e pare che vabbè piano piano, tanto poi la risolviamo. Presunzione, grande presunzione. E poi abbiamo visto cose tattiche molto strane. In varie fasi Di Lorenzo si andava a prendere il pallone, finiva centrale tra Ostigard e Nathan, Zanoli molto alto, quindi quasi una costruzione a 3, però Di Lorenzo viene messo terzino sinistro e sta in grosse difficoltà, si attende ad accentrarsi per stare un po' più comodo con il piede suo, ma succedono dei drammi tattici veramente, veramente evidenti in questo secondo tempo. Questo è quello che vi dicevo quando Mazzarri dice oh Kvara dove sta? Muoviti. Credo proprio di sì, perché sta entrando Osimhen e doveva entrare anche Kvara, quindi non bene tutti, attenzione. E sarò forse anche abbastanza generoso con i voti, perché in un contesto del genere non è facile poi rendere per quelli che magari, se li metti a 2 alla volta in una squadra che funziona, un Lindstrom, un Zanoli, lo stesso DM, ma anche Caiuste, possono far bene, ma in un impianto di squadra che funziona e che si conosce, se li metti a casaccio tutti insieme, purtroppo bastano le riserve del Frosinone, perché anche il Frosinone ne ha cambiati 8, non è la squadra titolare, però loro sono freschi di testa, non hanno nessun problema. Noi stiamo muro a muro con l'ospedale, ma questo è un discorso che è un paragone che non vorrei, perché non voglio fare i paragoni con Garcia, non vorrei nemmeno tornare indietro ad Ancelotti Gattuso, non dovrei. Qua Mazzarri è profetico, perché questa è l'occasione in cui Zanoli mette in calcio d'angolo la palla che poi porterà allo 0-1 del Frosinone. Si arrabbia tantissimo Mazzarri in questa azione ed è un calcio d'angolo normalissimo, ma in realtà, se noi andiamo a vedere perché si arrabbia, perché succedono delle cose strane dove poi alla fine fa un errore Nathan, che è questo qui, un errore, controlla, non controlla, poi perde il contatto col pallone e che dira gli soffia la palla. Ancora una volta siamo tutti scombinati, qua c'è Di Lorenzo, qua c'è Nathan, qua c'è Lobotka, qua c'è Zanoli che sta recuperando. Dove è Ostigard? Questo è Lobotka, ve lo giuro. Dove è Ostigard? Perché poi Ostigard è stato uno dei meno peggio, ma ad un certo punto lo abbiamo perso per il campo e dobbiamo tenerlo presente. Questa azione però viene, siamo in fase d'attacco e Caiuste sbaglia un appoggio sul faro laterale. E ci tengo moltissimo che le analisi che faranno i giornalisti spero che siano precise, che saranno precise, perché io ho un ricordo fresco perché l'ho appena rivista e non sono sicuro che gli addetti ai lavori che ci parlano del Napoli riguardano la partita. Loro di solito alcuni proprio gli highlights, altri se la guardicchiano mentre fanno altre cose, magari in famiglia, e poi dicono quello che dicono. Io la riguardo perché ho molto rispetto della mia community e voglio dirvi cose precise, e in questa cosa precisa io vi dico, perché l'ho appena riguardata, non era un calcio d'angolo dove era salito Ostigard, stavamo facendo muovere la palla, Ostigard decide di andare in avanti per aiutare la cosa, poi fallo laterale di Zanoli, Caiuste invece di ridarla a Zanoli la perde e la riconsegna al Frosinone. Se faccio degli errori io ricevo il vostro commento, perché siete più attenti a volte anche di me, e ne parliamo, ma attenzione alle analisi che vi daranno, perché poi noi siamo 20.000, siamo pochini, c'è altra gente che arriva a 360 gradi, poi il tifoso si convince di una cosa,
la porta avanti, va avanti sui social e pensiamo di avere in tasca la soluzione per i problemi, e non è così. Per esempio, questo è il calcio d'angolo che porta al gol di Barrenechea. Io non lo so. Io ricordo che l'anno scorso Osimhen sul primo palo le prendeva tutte lui e buonanotte. In questo caso sul palo c'è Di Lorenzo. Osimhen sta qui. So che alla fine tutti stanno dicendo che errore di Lorenzo qua, ma Barrenechea lo deve marcare Osimhen. È tra Cajuste in mezzo tra due, Barrenechea e penso sia Brescianini. È Osimhen che fa un passo indietro e non uno in avanti verso la palla. E poi Di Lorenzo cerca di metterci una pezza, ma dovrebbe stare sul primo palo. Non so se queste sono le posizioni solite che aveva anche il Napoli l'anno scorso, però male, malissimo in marcatura qua. E questo è il momento in cui Osimhen fa un passo all'indietro, calcola male la traiettoria della palla che ovviamente scavalcherà Cajuste, e sarà facile per Barrenechea perché non verrà in contrasto con nessuno. Osimhen fa pure così con la testa, lo stesso lo farà Di Lorenzo, ma lontanissimi dalla palombella che diventerà imprendibile per Gollini. Qui succede la frittata, e questa è una frittata di Lorenzo più rispetto al calcio d'angolo. Questa è tutta sua ed è strano perché è col piede suo che sta facendo questo retropassaggio, però ci deve essere un po' di imbarazzo generale nel stare sull'altra fascia, non essere abituatissimo in questo caso, o non ti fidi di Nathan, non hai la lucidità, perché adesso ce la prendiamo Di Lorenzo, gli diamo il voto basso, va benissimo, ma questo significa non essere robot, significa non poter performare per tutta la tua vita sempre da 7 in pagella. Arriva un momento in cui perdi la lucidità, fai 2 o 3 cazzate in una partita e ti possono costare cara. Questo qua poteva essere tranquillamente un passaggio col suo piede, un passaggio bello forte che arriva a Gollini e non succede niente, un passaggio bello semplice a Nathan che ti spazza in avanti, invece no, succede una via di mezzo e verrà intercettato. Mamma Carmen, entrano abbastanza spenti tutti i titolarissimi. Qui è entrato anche Politano e vedete che dietro di me Kvara indica un passaggio che Politano in un altro momento, magari caldo, dopo 45 minuti addosso, oppure concentrato quando senti la partita. Io ho visto Politano in panchina ridere, onestamente, e questo è un passaggio che o col destro o con l'esterno sinistro Politano ce l'ha questo passaggio, e lì sarebbe stato Kvara contro il portiere, poi magari sbagliava come con la Juve con Szczesny, ma invece no, Politano continuerà, poi si impappina, va a sbattere contro il difensore. Altra occasione clamorosissima per il Frosinone. In questo caso Gollini la parata la fa, qua c'era tutto lo spazio per tirare da questa parte, o cercare subito il passaggio tra le gambe, o allargare come è stato per il primo gol, invece no, fa un passo in più e Gollini sbarra la porta. Qui oramai avevamo perso completamente il senno, è quello che dice anche Mazzarri alla fine, dice sfaldarsi poi non va bene, puoi perdere, puoi avere la giornata storta, 0-2 a casa, brutta figura, però arrivare alla pessima figura, arrivare al momento in cui tutti i tifosi vergognate, si capisce, il tifoso è così. Oramai Østigård ha perso la testa, o meglio, chiamiamola voglia di recuperare, voglia di fare qualcosa. Nathan che in serpentina arriva fino a qui, Østigård è lì, vedete che stiamo tutti storti. Zanoli è andato per vie centrali, Kvara resta largo invece magari di venire indietro a dare una soluzione. Qua abbiamo Politano, veramente non si capisce nulla. Nathan cercherà un filtrante da questa parte che verrà intercettato, e poi ci sarà la famosa ripartenza, no? Il famoso contrattacco, dove ci sarà un'altra occasione dove loro proprio sono liberissimi, e qua ci sarà un'altra parata facile di Gollini, tutti che cercano di scappare. Però è apprezzabile da parte del Frosinone in vantaggio che comunque attaccano con un uomo più 4, mentre noi cerchiamo di scappare, di tornare indietro con 4 uomini, altri chissà dove stanno. È apprezzabile da parte del Frosinone. E l'altra frittata che poi porta al rigore di Di Lorenzo parte da qui, dove ancora una volta
Ostigard impazzisce e va in avanti. Dove vai? Cioè, devi stare qua e devi dare il passaggio facile a Di Lorenzo, che si deve incaponire anche in un mezzo dribbling, deve resistere, ma poi invece di venire qua da Nathan tranquillamente cercherà un passaggio complicato in avanti, si perde palla e il Frosinone si ributta in attacco nel contropiede. Veramente cose inspiegabili che poi vanno chieste a Mazzarri. Mazzarri, avevi detto a Ostigard di fare la punta aggiunta, perché poi veramente è una cosa che dico ieri preso dal panico. Quando è che possiamo dare un pochino di responsabilità anche a Mazzarri? Stiamo analizzando tutte le responsabilità dei giocatori, abbiamo analizzato tutte le responsabilità di Garcia, del preparatore. Quando è che Mazzarri, che la smettete di dirci la cura Mazzarri, è già tutto cambiato, i ragazzi sono impressionati dai metodi di Mazzarri, ci prendete per il culo ed è lì che io divento feroce, sempre con calma, però divento feroce nei confronti di una narrazione assolutamente falsa che non si regge su niente. L'ho studiato anche io Spalletti, ma non sono in grado di insegnare calcio e soprattutto di entrare nella testa dei giocatori e di fargli vivere le partite in un certo modo. E quindi Di Lorenzo farà questo fallo inevitabile, evidente, che porterà al 3-0 per il Frosinone. Che dire? Vieni. Ovviamente quando piove diluvia, si dice in America, when it rains it pours, e questa è l'ultima azione che poi porterà al quarto gol, il poker, e qua si può dire che Kvara ha sbagliato il passaggio, si può dire che appoggia il pallone agli avversari. Zanoli gli dà una palla difficile, onestamente, che Kvara deve controllare. Avete notato Raspadori quante difficoltà che fa sulla fascia, e spero che vi siete accorti dell'importanza invece dei controlli di Kvara, che poi magari potrà forzare un dribbling o due, ma controlla sempre quel pallone e quando gli dai la palla non la perde, e qua pure non l'aveva persa. Semplicemente l'1-2, Zanoli, guardate, è blurry Zanoli, è sfocato perché sta correndo come un dannato e corre troppo in avanti. Kvara non può dargli il pallone così quando sta di spalle ed è marcato. L'unica cosa che può fare è questo passaggio qua, quindi Zanoli doveva un attimo temporeggiare e ricevere il pallone con un po' più di calma, e invece no, c'è frenesia, ma siamo alla fine. In questo caso si perde palla e si arriva al 4-0. Anche inutile dare delle responsabilità qua, mi sembra logico che debbano scappare. Lobotka sta cercando di ragionare, ma è tardi, più che altro forse Nathan deve prendere una decisione e rimanere con l'attaccante, con Arrui, invece scappando ci perde proprio la distanza, e quindi il passaggio è anche ottimo perché è un bel filtrante che va proprio in mezzo, un controllo, gol facilissimo. Vorrei dirvi gli XG, ma SofaScore ha deciso di non considerarli proprio. Non interessava neanche a SofaScore la Coppa Italia, interessa solo a noi. Ma ricordate l'attack momentum contro il Cagliari che mi aveva dato tanta soddisfazione perché c'era tanto Napoli, pochissimi picchi di Cagliari. E qua c'è abbastanza equilibrio, il che è spaventoso, perché il Napoli B contro il Frosinone B è spaventoso che ci sia loro, un po' noi, poi loro, poi noi, poi loro, poi noi, poi loro, poi noi, un pochino di più, poi loro, poi noi, poi... Oh, abbiamo fatto pochissimo, loro hanno fatto quanto noi, poi ci possiamo pregiare del possesso palla quanto volete. Che bello, 63% di possesso palla con soli 2 tiri in porta, anche velleitari, mentre il Frosinone chiude con 8 tiri in porta. 8 tiri in porta. Da segnalare anche che noi facciamo tantissimi passaggi, non siamo precisissimi, 87 però è accettabile, ma arriviamo quasi a 70 palle lunghe, siamo almeno 20 palle lunghe più della media Spalletti, media Garcia. Non può essere, non hai nemmeno Osimhen, non può essere arrivare a 68 palle lunghe e nemmeno precise. Perso possesso palla 136 volte, è veramente avvilente. Le posizioni medie sono logiche, forse quella di Gaetano è un pochino anarchica, Cajuste davanti a Demme ci sta, perché Gaetano finisce per voler aiutare un pochino Simeone là davanti, ma tende a pestarsi un po' i piedi con Raspadori.
perché non va qua Raspadori come dovrebbe, e Gaetano non si inserisce, insomma questa fascia sinistra va sistemata. Mario Rui logico, Zanoli logico, Lindstrom ha cercato di fare l'ala, però questa è un'altra delle cose, cioè Lindstrom è un giocatore che non si trova tantissimo sulla fascia, gli metti un giocatore che non gioca mai come Zanoli, che tipo di catena di destra ti puoi aspettare? È evidente. Il senno di poi, metti Lindstrom sulla sinistra, e ne fai giocare un altro Napolitano, o metti Raspadori sulla destra, perché secondo me è più logico. Se Lindstrom ha un palleggiatore come Mario Rui, forse si trovano di più, mentre gli hai dato un corridore come Zanoli, e lo chiamo corridore perché non voglio dire nient'altro, che butta la palla avanti e la rincorre. Non c'è dialogo tecnico tra i due, veramente, veramente clamoroso. La posizione di Di Lorenzo, visto che entra a sinistra, poi finisce a destra, finisce mediamente centrale qua, una tragedia. E a livello di statistiche, il Sofa Score Rating il migliore è Mario Rui, poi c'è Gollini, poi c'è Demme, e teniamolo presente tutto questo. Gaetano, Simeone, Cajuste, eccetera eccetera. Abbastanza preciso Ostigard nei passaggi, abbastanza preciso Nathan, e Demme 44 passaggi riusciti su 46, la sua partita la stava facendo onestamente, mentre Zanoli 86%, non tantissimo. Male Lindstrom nei passaggi, male Raspadori nei passaggi, palloni persi Raspadori 16, Zanoli 14, Gaetano 14, Lindstrom 12 e Mario Rui 12. Troppi palloni persi, così è difficile. Di conseguenza, amici miei, io vi do i voti, ma vi ripeto, mentre bisogna dare le responsabilità ai giocatori, bisogna pensare se stanno male fisicamente, non lo so, però questi giocatori hanno un attenuante, che giocare tutti insieme senza mai aver giocato insieme non è facile per nessuno, e vi assicuro ci hanno provato, fino al gol subito ci hanno provato, poi c'è stato un pochino di presunzione da parte di quelli nuovi, adesso la facciamo, mi è sembrata così, ma Cajuste non ha giocato bene, ma ha lottato su ogni pallone. Lindstrom aveva la voglia di farlo e non ci riesce, perché secondo me non è proprio il ruolo suo. Zanoli, figuratevi se non aveva voglia di spaccare il mondo, come lo stesso Ostica. Gaetano sicuramente voleva essere decisivo e dimostrare di non essere ancora il bambino prodigio che deve aspettare, però non veniamo a dire balle che Zielinski non serve a niente, che ti puoi vendere Elmas perché tanto hai Gaetano. È una balla enorme, perché tra i due, che hanno quasi la stessa età, Gaetano 2000, Elmas 99, uno è il 12° del Napoli, quindi ha fatto esperienza con il Napoli, è sempre stato l'uomo di fiducia di tutti gli allenatori, senza mai essere titolare, benissimo, ma almeno nella sua nazionale è titolare inamovibile ed è sempre decisivo. Gaetano non è nazionale e non ha esperienze internazionali, quindi ragioniamoci bene. E se stiamo vendendo Elmas bisogna poi far andare sul mercato, perché altrimenti tra Cajuste e Caggiasti sono giocatori come Nathan che in prospettiva, magari se tutto comincia a girare bene, ti ritrovi un buon giocatorino, perché non stiamo bocciando i giocatori. Ma adesso serve gente, che altrimenti tu al quarto posto non ci arrivi e si rischia brutto, e già stai buttando alle ortiche tutti gli obiettivi stagionali. Se perdi pure il contatto con il quarto posto, buonanotte ai sognatori. Gollini, possiamo dare 6 a un portiere che ha preso 4 gol, fa pure 2 o 3 parate che sinceramente diminuiscono i gol presi, è abbastanza incolpevole su quelli che prende, perché poi la difesa va a vento. Ci dimostra che il problema non era Meret, o almeno non era solo Meret. Siamo fragili mentalmente, alla grande proprio. 5,5 o 6, fate voi nei commenti. 5 a Zanoli, voglioso, cavallone, ma molto impreciso. Do 5,5 ad Ostigard, che mi è sembrato il migliore della difesa, ma avete visto con gli screenshot che finiva da tutte le parti e non può essere. 5 a Nathan, che non mi ha convinto assolutamente, e do 6 a Mario Rui, che almeno probabilmente era logica la sostituzione perché non avrai 90 minuti nelle gambe, ma prende un palo su punizione e tiene in piedi la baracca, non tanto aiutato da Gaetano e da Raspadori, onestamente. 5 a Cajuste, stavo ragionando su 4,5 e 5, ma
purtroppo il 4,5 deve andare al capitano, quindi 5 Cajuste, anche lui voglioso ma molto 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 impreciso. Do 6 a Demme, ditemi quello che volete voi, lui la sua partita la stava facendo senza alcun problema. 5 a Gaetano, abbastanza evanescente, sbaglia parecchio anche lui, ci mette il cuore ma non basta. 5 a Lindstrom, idem con patate, l'occasione l'aveva avuta, la spara addosso al portiere, poi pochissima roba. 6 a Simeone, onestamente mi sento di darlo perché lui il gol regolare l'aveva fatto, gli dai 2 minuti a disposizione a Simeone, il suo lo fa sempre. È veramente un peccato che anche lui venga mortificato per far entrare un Osimhen che tra l'altro entrerà svogliato perché l'avete visto sul calcio d'angolo e non farà nulla, quindi tanto valeva, caro Mazzarri, di far finire la partita se ce la facevano, collega, perché penso che Simeone ce la fa a fare 90 minuti, non può essere stanco, non può avere i 90 minuti nelle gambe perché non è abituato, e quando glieli facciamo avere questi 90 minuti nelle gambe? Quindi tanto valeva completare almeno con quelli là che avevi scelto e fargli prendere le loro responsabilità. Invece no, hai rovinato sia i nuovi che i vecchi, sia i titolari che i panchinari. Adesso non abbiamo più certezze. Simeone 6, 5,5 a Raspadori, do il mezzo voto in più perché ha preso un palo, d'altra parte non mi è piaciuto. Al 54esimo si umilia Demme per far entrare Lobotka, 5,5, la partita lui cerca di farla ma non incide. E Di Lorenzo al posto di Mario Rui, che viene messo prima a sinistra lì. Ogni tanto finirà qui con Nathan che si deve allargare, con Zanoli molto alto, lascia la fascia di capitano a Gaetano e anche la partita la lascia a Gaetano perché non la fa. Al 63esimo entreranno Osimhen e Kvar, senza incidere minimamente, do 5 ad Osimhen per quella questione del primo gol, 5,5 a Kvar che qualcosa ci prova ma non incide neanche lui. Non mi sento di dare voto a Politano che non ha fatto assolutamente niente, siamo proprio alla frutta. Quindi spero che sia chiaro che io non sono contento di avere ragione, assolutamente. Ho aspettato con fiducia che le storielle che ci avevano raccontato diventassero realtà e che Mazzarri, lo studio di Mazzarri, lo portava a fare un salto di 50 anni nel futuro calcistico. Non si cambia, non si diventa improvvisamente Spalletti da un momento all'altro, dopo che tu la migliore stagione della tua carriera l'hai fatta con Napoli 17 anni fa, 18, 77 anni fa, dal 1958 che Napoli non prendeva 4 gol in casa in Coppa Italia. Non ho nulla contro Mazzarri, ma non ci raccontate stronzate. La cura dei dettagli, la fase difensiva di Mazzarri, la concentrazione, le cose, siamo a un punto bassissimo. E io quello che vi avevo detto e lo ribadisco oggi, non cambierà molto. Non credo che si andrà a fondo, a meno che se si va a fondo con la Roma bisogna esonerare anche Mazzarri, bisogna avere una coerenza in quello che si chiede. Aspettiamo che Mazzarri faccia 14 partite, quante ne ha fatte Garzia? 14 o 15, 16 forse. Me lo dite voi nei commenti. So che Mazzarri ne ha fatte 6, 3 vittorie e 3 sconfitte, pesanti ma con attenuanti. Vi ripeto, non cambierà molto da Garzia a Mazzarri. Può essere una questione di preparazione atletica, può essere. A me questi giocatori mi sembra che corrono male, che siano tutti sconnessi in campo e che la tattica va allenata e non si può riattaccare la spina quando l'hai staccata. E poi anche mentalmente qualcuno forse si è sentito troppo forte rispetto a quello che è la realtà tecnica e qualcuno forse è appagato. Mazzarri ha detto pure che se qualcuno che se ne vuole andare perché gioca poco, dopo l'anno dello scudetto se ne vuole andare, io lo lascio anche andare. Sì, lasciamoli andare tutti. Poi in campo o ci vado io o la società è meglio che corra ai ripari sul mercato, sperando che primo, se è Meluso, fai fare a Meluso. Se invece hai trovato un nuovo direttore sportivo che accetta a scatola chiusa, fai scegliere al direttore sportivo il prossimo allenatore, gli fai fare già il mercato di gennaio, perché devi già sapere quelli che comprerai se saranno utili per il prossimo oppure no. Siamo in una brutta situazione, signori. Abbiamo più certezze in uscita che in entrata, considerando che in Champions ci vuole un'impresa. Mi concedete che ci vuole un'impresa? O col Barcellona te la giochi 50 e 50, 60 e 40. Io sono veramente sconvolto da come si può andare in basso, e spero in una reazione d'orgoglio da parte dei ragazzi, al di là di quelle che sono le scelte dell'allenatore, di quello che può fare in campo, perché c'è poco tempo per allenare, lo sappiamo, ma questa è la gatta da pelare.
Se sei venuto ad appelarla, pelala, altrimenti dici no, guarda, non c'è tempo e io non vengo a fare brutte figure. Anche Mazzarri può risponderti così. Quindi come chiedevo a Garcia di dimettersi, lo chiedo anche a Mazzarri. Se non hai il tempo di dare la tua impronta, se i ragazzi non ti seguono, perché può essere pure che come non seguivano Garcia, non seguono manco a Mazzarri dopo una spinta iniziale. Adesso si devono prendere la loro responsabilità, perché prima davamo la colpa a Garcia, mo vogliamo dare la colpa a Mazzarri, ma in campo ci vanno loro. Alla fine quello che si è preso tutte le responsabilità è il signor Aurelio De Laurentiis, con tutte le sue scelte, da quando ha salutato Giuntoli, Spalletti, Kim e compagnia cantando, dicendo ma che non vi basta, sono io il vostro cavallo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. Siete arrivati fino a qua, mamma mia, altro che eroi, siete proprio... lasciate l'emoticon dei popcorn, perché vuol dire che vi siete guardati tutto il contenuto con i popcorn. E ci vediamo presto, perché l'analisi non finisce qui, la Roma, mamma mia.